Era partito all'alba alla guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese come faceva ogni mercoledì, ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapocchin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria, dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro, dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime, mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare, continua, e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il Movie Chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma, in Vaticano per il Papa, e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata.